Il 23 e 24 novembre si vota il rinnovo del Consiglio regionale, una scadenza importante perché si apre una nuova epoca per la Regione Veneto, una squadra di governo che saprà dare risposte a tutti gli ambiti delle nostre comunità, ma soprattutto al mondo dei professionisti, un mondo di cui faccio parte come avvocato, che si avvale spesso dell'apparato burocratico, una burocrazia che ci crea tantissimi problemi alla quale dobbiamo dare risposte in termini di soluzione. Sarà fondamentale creare degli sportelli regionali nei vari ambiti che diano risposte al cittadino, ai professionisti in particolare che assistono il cittadino e che trovino quindi una risposta concreta attraverso una procedura che può essere uno sportello unico di risposta fisico ma anche digitale, quindi dal punto di vista dell'innovazione tecnologica un passo in avanti che la Regione Veneto dovrà fare nei prossimi 5 anni di mandato amministrativo. Un appello al voto a tutti i cittadini veneti. Sarà importante andare a votare il 23 e 24 novembre perché è un'occasione per decidere chi governerà la Regione Veneto nei prossimi 5 anni. L'appello al voto è fondamentale. Non andare vuol dire aiutare la mala politica, cioè andare contro noi stessi. Quindi un invito a tutti, invitate parenti e amici ad andare a votare, esprimere il consenso, ma soprattutto esprimere la preferenza per un candidato